diceva: mamma mia, un giorno sai ti porto via, via da tutta sta miseria, in una casa da signora, via da questo faticare, potrai infine riposare. Era bravo il mio ragazzo, con il babbo che era bimbo, ma lui disse: non temere, vado io ora al cantiere, sono grande ormai lo vedi, prendo il posto di mio padre, sono capace a lavorare, non ti devi preoccupare. Era stanco il mio ragazzo in quel letto d'ospedale, ma mi disse: non fa niente, solo un piccolo incidente. Quando si lavora sodo non c'è soldi da buttare, non puoi metter tanta cura per far su l'impalcatura. Era bello il mio ragazzo col vestito della festa, l'ho sentito tutto mio